Per quanto riguarda il relatore, che ci darà compagnia molto intensamente in questo intervallo che ci aspetta, io vorrei dire a nome dell'associazione sempre il benvenuto per il dottor Aceti. Egli ci porta la sua lunga esperienza professionale che deriva dai suoi numerosissimi anni di interventi privati e anche pubblici, dei molteplici interventi in conferenze e incontri dove occorre essere chiari, magari in un discorso più articolato, ma anche in ambito giornalistico dove invece occorre altrettanta chiarezza in un contesto più conciso. Tra i vari interventi del dottor Aceti che ho seguito personalmente, nella mia esperienza di insegnante posso sottolineare come nell'intervento che egli fece a Cavour alcuni anni or sono dimostrò la sua enorme capacità di saper andare incontro ai bisogni dei giovani, che infatti lo hanno ascoltato con un'attenzione che mai avevo visto in un'assemblea così numerosa e varia. C'erano tutte le scuole di Imperia, Cavour era gremito, ci sono state 2 assemblee successive per il biennio e per il triennio, e direi che anche le mosche si erano fermate ad ascoltare quello che diceva il dottor Aceti. È stata un'esperienza veramente per i presenti molto proficua e che tutti ricordiamo. Tra le caratteristiche positive del suo messaggio mi pare che la più importante sia il richiamo e l'aggancio agli ideali più alti che ci hanno nutrito e che possono continuare a nutrirci. La vera bellezza, la vera libertà, la bontà. Non a caso un altro interprete del mondo giovanile, Alessandro Lavenia, che ha scritto dei libri che adesso vanno per la maggiore, sottolineava sulla stampa di qualche settimana fa la bellezza delle cose, proprio sottolineando il contributo della bellezza nel mondo giovanile, la necessità di far leva sulla bellezza dei testi letterari, il primo letterario, la necessità di far leva comunque sulla bellezza e di trovare lì l'interesse come antidoto alla noia. Tra le caratteristiche palpabili del nostro graditissimo ospite vorrei ancora rimarcare quello che ha colpito me, che penso colpisca anche altre persone, la semplicità, la chiarezza e l'immediatezza del linguaggio. Quindi io vi darei la parola perché è sicuramente una persona da ascoltare con molto interesse ed attenzione. Grazie. Eccoci qua. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. So che ho dei colleghi psicologi, degli educatori, dei genitori, quindi imposterò la relazione in un certo modo. Prima di cominciare però faccio sempre una premessa. Soprattutto per gli psicologi la premessa è molto importante. La premessa è questa: facciamo andare bene questo incontro. Facciamo andare bene. E come si fa? Come si fa a far andare bene un incontro? Semplice, semplicissimo. Adesso sono più o meno, anche lei, le 5, sono le 6:30, 7, quando avremo finito. Saremo un pochino più contenti tutti. Sarà andata bene. Se no, non sarà andata bene. Avete visto che faccio riferimento a una cosa umana. Ma voi potreste dirmi: ma chi sei tu per farci contenti? Io non sono nessuno, ma c'è un sistema per essere contenti tutti. E questo sistema qua è già il contenuto di tutto l'incontro. Questo sistema qua è veramente quello che serve nel nostro lavoro. E il sistema è questo. Speriamo di poter avere fra noi oggi quello che noi psicologi diciamo una comunicazione empatica. Cos'è la comunicazione empatica? È qualcosa che succede fra la gente che non è legata al contenuto ma al rapporto. La comunicazione empatica sarà il futuro. La scuola è completamente in crisi per questo, lo dimostreremo. Come si fa ad avere la comunicazione empatica? Anche questo è semplice. Sono le cose
semplice che noi facciamo più fatica, sapete? Per avere la comunicazione empatica noi dobbiamo essere qui, ma ci sono 3 modi per essere qua. Il primo è quello che fai quando vai in banca, tu vai, parli e questo sta telefonando un altro, ti dà fastidio. Il secondo è l'ascolto che spesso facciamo fra di noi in modo frettoloso. L'altro ti parla, non ha ancora finito di parlare e tu hai già la risposta da dargli. Che cosa sono qui a parlarti a fare? Per le donne questo è quasi impossibile che ce la faccia. Lo sapete, lo sapete. C'è un terzo modo per ascoltare. Vi ricordate la François Dolto, la quale ci diceva: non avete mai ascoltato un bambino di pochi giorni? È straordinario. È l'ascolto pieno, profondo. L'altro ti parla e tu non esisti. Bene, dichiariamoci questo ascolto, perché guardate, i colleghi che sono qui sanno tante cose di più di quello che io dico. Ne abbiamo fatti tanti di momenti informativi tutti. Ma se avremo questo ascolto, allora verrà fuori quello che serve. Perché quello che conta non è quello che dice il relatore, ma quello che conta è quello che costruiamo insieme. E voi sapete perfettamente che un relatore in gamba non ti dà cose nuove, ma ti mette a fuoco le cose che già tu avevi dentro. Allora vai via e dici: avrei voluto dirle io, perché le avevi già dentro. Se abbiamo questo rapporto vedrete che andrà bene. Userò qualche slide. Il titolo è quello che avete scritto voi, è al di là di quello che c'è qui, ma la sostanza del tutto. Ci diamo i tempi. Che ore sono? Te dimmi che ore sono. 5:02, tu a 10 alle 6 mi devi dire di smettere, senza usare violenza, con delicatezza, poi andremo avanti. Allora, fai tu, ecco, vedremo alcune cose, non tutto quello che c'è scritto lì. La prima roba, visto che è sull'educazione, signori miei, dobbiamo prendere coscienza del paradigma che è completamente sbagliato rispetto a una volta. Prima andiamo a vedere a che punto siamo oggi sull'educare. Perché se noi non riusciamo a cogliere il paradigma, non coglieremo il futuro, non coglieremo la crisi dei nostri ragazzi, la crisi dei nostri giovani. Perché pensiamo che siano così, ce la caviamo con su. Una volta che abbiamo visto questo, ci soffermeremo sul momento difficile che stiamo trascorrendo, perché siamo in un momento difficile. Però dobbiamo essere intelligenti. Ci hanno sempre insegnato che la crisi, se io la colgo bene, può essere foriera di una cosa più alta, ancora più bella, più meravigliosa. Questo è quello che tocca a noi, genitori, educatori, operatori sociali. Cogliere da questo momento difficile qua che cosa ci sta dietro, la novità, e c'è una novità enorme. Una volta che avremo fatto questo, andremo a vedere come funzionano i giovani, ma alla luce di questa novità. E poi termineremo sui fondamenti dell'educare. Questo è qualcosina che vedremo. Allora, cominciamo. Gira la placa. Com'era l'educazione una volta? Semplice. Aveva 4 caratteristiche. Norma, regola, muoveva il mondo. Un ragazzo di 14 anni una volta era un ometto. Oggi un ragazzo di 14 anni gioca a PlayStation. Io non sto dicendo meglio o peggio, non esprimo mai giudizi. Un insegnante poteva tenere benissimo una classe con 30 bambini e non aveva problemi. Oggi sapete meglio di me che se 14 o 15 bambini con 3 o 4 in disagio, quell'insegnante gli fa fatica. Terza roba, una volta la norma governava il mondo, governava la nostra società, era la regola. Seconda roba, una volta c'era la coerenza educativa, il prete ti diceva una roba, la famiglia la stessa roba, la scuola la stessa roba, anzi passavano anche le cose che non venivano dette. Parlo ai pochi maschi che sono qua. Nessuno di noi ha fatto l'educazione sessuale, nessuno. Però sapevamo che dovevamo arrivare a una certa età ed essere capaci di controllarci, anche se nessuno ce lo diceva, nessuno l'ha fatto. Oggi è Camilla il primo rapporto sessuale in Italia a 14 anni e 8 mesi. Secondo me i nostri ragazzi hanno perfettamente ragione a portarsi a letto la ragazzina se noi non diciamo le cose vere, non perché il rapporto sessuale è brutto, è una cosa bellissima. Però potrebbe essere una cosa molto alta se noi lo intendiamo nel vero senso della parola, ma non sarà questo l'argomento. Terza caratteristica, una volta c'erano pochi stimoli. A voi sembra una sciocchezza? Tutto l'ascolto è legato lì. Noi diciamo che oggi un bambino non riesce ad ascoltare.
Ma come fai ad ascoltare se sei bombardato dagli stimoli? Com'è possibile? Avere pochi stimoli vuol dire avere la capacità di andare in profondità alle cose. Siamo in periodo elettorale, abbiamo appena votato. Ve la ricordate la tribuna politica di Zagori di una volta rispetto alle tribune politiche di oggi? Una volta, quando c'era la tribuna politica di Zagori, al di là del colore che ciascuno aveva, tu andavi in profondità alle cose, venivi via e avevi la sensazione di aver approfondito. Oggi sono slogan, siamo nell'età degli slogan. Non sto dicendo meglio o peggio, ma era così. Avere pochi stimoli vuol dire avere persone che sono più capaci di ascoltare, di sostare a lungo sul compito. Un bambino oggi di 5 anni e mezzo fa fatica a stare seduto più di 5 minuti e ha perfettamente ragione. Purtroppo un insegnante che è un po' conciato, ma fa niente. Guarda, allora com'era l'educazione una volta? C'erano due robe. C'era l'autorevolezza, ritenevamo i nostri vecchi in gamba, avevamo stima dei nostri vecchi, forse anche un po' di paura, però ce l'avevamo. L'anziano era messo al centro, ma c'era anche l'autoritarismo, tutto ciò che riguardava le emozioni, il sentire personale, le problematiche individuali venivano accantonate. Se una donna era in una famiglia dove era trattata male e tutto il resto, non poteva dirlo all'esterno, se no veniva messa la berlina. Quanto hanno sofferto le donne una volta? Era un po' così, non sto dicendo meglio o peggio. Questo faceva sì che anche le problematiche che avevamo una volta, anche le problematiche di tipo psichico, non erano tanto legate alle dipendenze, ma erano legate ad altri tipi di problemi. Avevamo tante isterie, cioè i desideri di fuga, avevamo anche patologie diverse, proprio perché il mondo era diverso. Bene, arriviamo a oggi. A noi interessa vedere come funziona il mondo oggi. Volete capire i ragazzi oggi? Vogliamo capire il mondo oggi? Abbiamo una chiave, che è l'emozione. Faccio una roba se la sento non la faccio. È l'emozione che muove il mondo oggi. Una volta, con la regola e con la norma, la società si chiamava patriarcale ed eravamo nella società dove il potere era al centro. Il maschio aveva tutto il suo potere. Adesso questo è andato completamente in crisi. E vedremo che è andato in crisi anche il maschio, è andata in crisi la Chiesa, è andato in crisi tutto, per forza. Una piccola parentesi, c'è un credente qua seduto. Sapete perché piace sto Papa? Perché non puzza di prete, neanche un po'. Piace. Tu gli togli il potere, piace. Eppure prendete lui. È questa. Il maschio, vedremo che è andato in crisi tutto ciò, e con questo è andato in crisi tutto ciò che riguarda norma, regola, autonomia, autorevolezza. Il 90% di tutti i lavori che fanno nelle cooperative è sempre legato al fatto che tu hai un giovane, una giovane che hanno un problema di fondo, fanno fatica a controllare loro. Allora le emozioni debordano oppure dipendono dalla realtà. Seconda roba, oggi non c'è più la coerenza educativa, signori, non c'è più. Lo chiamiamo pluralismo educativo perché vogliamo essere moderni. Io lo chiamerei il caos educativo. Perché scusate, il prete ti dice una roba, la scuola te ne dice un'altra, internet te ne dice un'altra, Facebook un'altra, la televisione un'altra. Cos'è giusto? Voi dite, beh, ma è anche bello avere idee diverse, sono convinto con voi. Sarebbe noiosissima una società dove la pensassimo tutti nello stesso modo, sarebbe faticosissima. Però chi ne fa le spese? Non noi grandi. Io non posso un ragazzino di 12 anni dirgli queste sono 10 idee, scegli tu. Abbiamo coniato un termine filosofico, la società del pensiero debole. Nel pensiero debole hanno ragione tutti. Però un ragazzino di 12 anni, quando è maturo, farà lui le sue scelte. Ma prima devo dirgli io le cose, i fondamenti dell'educare. Abbiamo dimenticato i fondamenti dell'educare, sapete? Perché senza fondamenti la casa non viene su. Questo è il rischio di oggi. Terzo, oggi i nostri figli sono bombardati dagli stimoli. Abbiamo coniato il termine il bambino mondo. Abbiamo fatto un esercizio semplice oggi. Abbiamo fatto 1000 fotografie nelle camerette dei bambini di oggi, con 1000 fotografie confrontate dalle camerette dei bambini di 40 anni fa. Le camerette dei bambini di oggi sono piene di robe. Abbiamo fatto i nostri calcoli e abbiamo visto che la testa
di un bambino oggi da 0 ai 10 anni riceve 47 volte di più gli stimoli di quelli che abbiamo ricevuto noi. Vi faccio una domanda semplicissima, ma di una semplicità enorme. Se la nostra testa fosse bombardata dagli stimoli, che cosa faremmo? Che cosa faremmo? Ecco, cosa fanno i nostri ragazzi? Collegano, mettono insieme, collegano, mettono insieme, collegano. Hanno una capacità di collegare le cose che noi ce la sogniamo, sono straordinari in questo. Mettono insieme tutto. A livello comunicativo sono capaci di tenere 100 relazioni contemporaneamente. Poi vedremo il punto di debolezza. Ma se siamo nella società dell'informatica, è questo. Oggi il potere non ce l'ha più uno. Oggi il potere chi ce l'ha, chi è capace di collegarsi un po' con tutto. I molti stimoli determinano questo. Non sto dicendo giusto o sbagliato, ma questa roba qui determina un problema a livello educativo. Scusate, se tutti abbiamo ragione, ma che facciamo? Se non c'è più una gerarchia delle cose, cosa facciamo? Se tutti ci mettiamo insieme, cos'è? Il bene e il male c'è ancora? Insomma, siamo un pochino in crisi. Oggi diciamo che siamo nella società superficiale razzista, quando secondo me non è assolutamente vero. Perché non è vero che oggi noi le regole non le diamo ai nostri figli, gliene diamo molte di più. Il problema è che io per una regola, per poterla vivere, la devo interiorizzare. Voglio dire un ragazzo di 14 anni che ruba, sai che ha sbagliato a rubare? E certo che lo so. E perché lo fai? Perché lui la regola ce l'ha qua, ma non ce l'ha dentro, non è diventata parte di sé. Questo è un po' la crisi che stiamo vivendo. Diamogli un po' uno sguardo un po' più da vicino a questa crisi dell'educare. Giro la barca. Faccio riferimento, cominciamo a prendere qualche personaggio famoso, lasciate perdere Enzo Aciti. Almeno diamo uno sguardo un po' più culturale, visto che c'è anche qualcosina di culturale. La prima, Maria Zambrano, è stata una delle più grandi filosofe spagnole. Che cosa diceva la Zambrano? Diceva: questa è una delle epoche più buie della storia dell'umanità. Parole della Zambrano, non mie. Secondo, il nostro sociologo vivente più in gamba che abbiamo nel mondo, Bauman, tappetino così, straordinario. Se avete letto i suoi libri, lui coniuga un termine, chiama la società liquida. Liquida vuol dire che tutti stessi. Vuol dire che non c'è più. Faccio un esempio un po' crudo, ma che è il suo esempio. Vi faccio l'esempio crudo che fa lui. Noi siamo qua. Se io volessi descrivere voi, noi che siamo qua, noi abbiamo due caratteristiche. Abbiamo la carne, e questa ci rende tutti uguali, perché la carne è uguale in tutti, ma abbiamo lo scheletro. È lo scheletro che ci rende differenti l'uno dall'altro. Paolo dice: togli lo scheletro e sei una poltiglia, in una cosa nuda. Queste sono parole sue, questo è il rischio, non dico che è tutto così, ma questo è il rischio della crisi di oggi. Scusate, quando un ragazzino di 14 anni ammazza un altro per un cellulare, la smettiamo di fare i borghesi che si indignano. Oh, chissà che famiglia alle spalle, storie, magari una bella famiglia alle spalle. Bauman dice: abbiamo cosificato tutto, lo stesso legame è uguale a una cosa. Questo è il grido acuto che questi fanno. Terzo, il nostro Galimberti, che cosa ci dice il nostro filosofo veneziano? Ci dice che in questi ultimi 40 anni, con l'esplosione dei mass media, sono avvenuti molti più cambiamenti che non nel 1970 che ci sono stati prima. Solo che lui aggiunge una frase: ma noi genitori, educatori, insegnanti, psicologi, eccetera, siamo pre-tecnologici, non siamo ancora capaci di governarlo. E se tu un fenomeno non lo governi, ne subisci le fragilità, che è quello che stiamo vivendo adesso. Noi adesso siamo, come società, in mezzo a un fiume. Non l'abbiamo ancora attraversato, siamo in mezzo. È il fiume della rapidità, dei mass media, di tutto ciò. E lui diceva questo, Galimberti, che i mass media non sono né belli né brutti, ma sono rapidi. Se io mi chiedessi a che età si può dare il cellulare, quando può stare in televisione, quando può vedere, quando io avrei un sacco di risposte diverse. Stiamo cominciando adesso, lo suggerisco ai miei colleghi psicologi, a strutturare un'educazione, un'alfabetizzazione digitale sin dalla materna.
incominciamo adesso perché vogliamo avere dei giovani che governano i mass media, non che, perché i mass media non sono, però bisogna farli sin da piccoli. Per esempio un lavoro che stiamo facendo è tutta l'educazione alle immagini e alla fotografia. Introduciamo già corsi di fotografia nelle scuole elementari, perché provate a pensare tutto il scempio del cyberbullismo o del bullismo che viene fatto. Il bambino deve avere chiaro tre cose: che un'immagine deve essere bella, secondo che quando lui la mette in internet la sta mettendo in una piazza, terzo che non la può ritirare, perché non si può ritirare una cosa messa lì, quarto che le altre possono manipolare. Regole che per noi sono sacrosante, ma per i bambini no. Stiamo incominciando tutta un'educazione all'immagine, non a farglielo vedere come demoniaco, ma come prenderlo in mano. Però che siamo in una società dove tutto ciò che riguarda l'informatica facciamo fatica a governare è così. Ultimo, anzi ne manca uno lì, è un mio preferito, è il mio preferito. Paul Ricoeur, grande filosofo francese, morto 4 anni fa, che diceva il dramma della società di oggi. Io, caro signori, sarò vecchio babucco, ma io sono d'accordo con Ricoeur, perché non c'è più il bene e il male, non c'è più la cosa più importante rispetto a quella meno importante. Lo stesso tempo dedicato al grande fratello è uguale a quello del problema della fame. Questo è il dramma di oggi. Se una volta la società era maschilista, becera, col potere, chiedo scusa a tutte le donne che sono qua, vi ho già chiesto scusa. La società oggi è diventata tutta femminilizzata, che non è il femminile, perché il maschile è bello, il femminile è bello, il maschilismo è sbagliato, la femminilizzazione è sbagliata. Intendiamoci bene sui termini: il femminile è molto bello e il maschile è bello, ma se una volta eravamo spostati sulla norma becera imposta senza guardare minimamente a tutto il mondo emotivo, oggi ci siamo spostati dall'altra parte, tutto nel particolare, senza tenere conto l'essenziale. Il rischio, non dico che è tutto così, ma chi fa un po' studi di fenomeno dice questo. Qual è la crisi che stiamo vivendo? E tre ho detto, la prima crisi, signori, è la persona. Vedete, non solo il cristianesimo, ma l'umanesimo, il personalismo ha portato nell'Occidente un'idea, l'idea di persona. È talmente importante la persona che perfino a livello educativo, parliamoci chiaro, siamo ancora fermi a livello educativo. Il primo che ha cominciato a parlare della dignità di un bambino siamo nel Settecento. Comincia Rousseau a dirci che il bambino ha qualche dignità. È poco, sapete? È poco. Nell'antica Grecia i ragazzi handicapati venivano buttati dalla luna. Uno degli ultimi studi di Stern ha dimostrato che l'ottimismo in un bambino nasce nel 4º mese di vita. Che bello se potessimo fare una campagna nazionale per insegnare a tutte le mamme e papà a far nascere l'ottimismo in un bambino piccolo. Avremmo una generazione di ottimisti. Io vorrei rendermi coscienza che a livello educativo siamo agli albori, siamo all'inizio. Non pensate che abbiamo fatto chissà quali strade. È nel Settecento che ci fanno vedere il bambino con una sua dignità, ma prima no, non veniva neanche considerato. E non pensate che sia tanto a livello educativo. La crisi della persona che cos'è? Se io spezzo la persona creo l'infelicità dell'uomo. La crisi della famiglia. Adesso non mi interessa se qui ci sono separati di cose, non mi interessa, ognuno pensi quello che vuole. Però che sia in crisi non lo possiamo negare. Guardiamo i dati crudi. Inghilterra 53,2% di coppie che si mettono insieme e poi si lasciano, Germania 43,4%, Spagna 42%, insomma io posso capire il 5, 10, 15, 20, però c'è un po' di crisi. Non sto dicendo che la parola crisi sia negativa, però che siamo in un momento faticoso e difficile, questo non possiamo negare. La terza è la crisi della scuola. La scuola è ferma di 50 anni. 50. È ferma. Lo dimostrerò dopo. La scuola è in una crisi di una profondità che non vi immaginate. Non vi immaginate. Non è colpa degli insegnanti, ma è una crisi radicale sulla società stiamo. Di fronte a questo, vado veloce, allora la domanda che ci dobbiamo porre: ma che si fa? Come facciamo? Cos'è l'educare? Cerchiamo di riprendere un po' il filo del discorso. A questo punto andiamo a vedere prima i due grandi errori che oggi vengono fatti, sia a livello familiare sia a livello educativo, per vedere poi cos'è veramente educare. Ci sono due grandi errori che
che li sentiamo in televisione, li sentiamo a livello politico, pedagogico, dappertutto. Il primo errore sono i cosiddetti revisionisti che dicono l'era meglio una volta, imponiamo le norme, le regole, il castigo e le punizioni. Spero che dai colleghi la parola castigo venga abolita dal vocabolario italiano. Mi auguro che le due parole castigo e punizioni siano censurate dai miei colleghi e da barbari. Noi abbiamo uno strumento che è la parola, non solo la parola fa terapia, ma la parola educa, la parola sostanza. Noi dovremmo fare l'educazione alla parola in tutte le scuole materne, in tutti i genitori piccoli. Non avendo questo abbiamo altri strumenti barbari, io li ritengo barbari. Il cosiddetto revisionismo, l'era meno volta, e sapete meglio di me che non funziona. Non ci può mica dirci questo. Funziona al momento, ma non funziona. L'educazione dice non va più, è finita. Il secondo grande errore, e qui abbiamo qualche donna capostipite, oggi mi sfogo, mi avete invitato, mi lasciate sfogare. Facciamo 4 donne capostipite di questo, il cosiddetto modernismo che va tanto di moda, signori. De Filippi, D'Urso, Clerici, non mi interessa se faccio nomi. Heidegger diceva ci vorrà più qualcuno che parli dell'uomo. Questa gente becera. E io ho i miei colleghi psicologi che dormono, noi dormiamo, noi pedagogisti e psicologi, vi spiego perché. Lo spiego perché dormiamo, perché siamo ciechi. Spiego. Ma scusate, quando si tratta di riparare l'impianto idraulico di casa mia, io vado all'idraulico e gli dico senti bello mio, riparalo. E non metto in dubbio, sono convinto che lui me lo ripara, sono convintissimo. Quando si tratta di parlare delle cose dell'uomo, dell'educare, dello sviluppo evolutivo, noi in televisione mettiamo gente becera che non conosce niente. Racconto l'esperienza dei miei colleghi su questo. Io non sono un docente universitario, qualche volta però l'università mi ha chiamato. Mi ricordo che potevi farlo alla Cattolico di Milano, ma c'è lì, ho dovuto incontro con gli studenti, mi sono divertito un bel po'. Poi mi sono trovato a mangiare con i colleghi, anzi loro maestri, docenti universitari, mi hanno detto, voi siete scemi? Ma certo, sei sempre risolto. C'avevo la scabina, gli affratti, ora sei di Milano, sei sempre risolto. Siete sciocchi. Perché? Fuori il mondo comincia. Perché guardate, faccio un sacco di conferenze in Italia. Quest'anno avrò visto almeno 20.000 adolescenti e giovani. Noi, se non gli siamo lì con loro, se non gli diciamo le cose vere, ce li mangiano, sapete? Ce li mangiano. Io ho detto, l'università deve fare un passaggio in più. Non è solo l'istituto di ricerca, non è solo il luogo dove si va avanti a approfondire, anche deve farlo, è un suo compito. Ma l'università deve aprire le porte e andare in mezzo alla gente. E ho detto, io sogno che in televisione ci sia una rubrica settimanale dove un grande psicologo, un pedagogista, anche va chi ci vuole, purché conosca il bambino, conosca il ragazzo e faccia diventare abitudine, tradizio per la gente il conoscere come funziona un bambino o un ragazzo. Sono stufo dei pourparlers. Allora noi che abbiamo un po' studiato abbiamo un obbligo, e dico subito qual è la via dell'educare, la via di tutti gli educatori che sono qua e mi capiscono, e anche la via degli studiosi che sono qua. Se è vero che noi devi fare da una parte terapia con la patologia, d'accordo, ma noi dobbiamo diffondere una cultura che è la cultura dell'uomo, di come funziona lui, come si fa, semplice. Io sono innamorato di un animale, il pelicano. Guardate che cosa fa il pelicano, sarà la via dell'umanità il pelicano, e la via anche di noi studiosi di questo. Il pelicano è un animale, un uccello, che vola in alto, vede i pesci nel mare, li prende, li mastica dentro di sé e li dà ai piccoli, come loro sono capaci di prenderli, loro, non noi, come loro. Noi dobbiamo prendere la scienza, tutti gli studi sull'uomo, viverli, ragionarci e darli alla nostra gente come loro sono capaci di prendere, come la casalinga è capace, come la mamma, come il papà, come lui, dandogli le cose vere, non secondo la mia impressione, perché con l'impressione ci siamo sacrificati sull'altare del perbenismo e di tante stupidate, un sacco di adolescenti e di giovani.
Questa è la via. Allora, il secondo errore del modernismo, il quale dice: siamo nella società emotiva, sposiamo in toto le emozioni. Con i fighettini di turno, oggi sembra quasi che la società di oggi non ha più radici e futuro. Voi sapete che ogni società si basa su due gambe, cari colleghi. Le radici che sono la memoria, la tradizione. Senza tradizione non possiamo fare niente. E i bambini che sono il futuro. Senza futuro che cosa facciamo? Queste due gambe, l'educare oggi cerca di azzopparle. Quando la Clerici di turno, la De Filippi di turno sta cieca, nella sua trasmissione Uomini e Donne fa venire le vecchiette. Noi ci siamo fatti fuori tutti i nostri giovani. Ecco perché il titolo di oggi l'avevo detto: l'epoca delle passioni tristi. C'è un libro bellissimo da Feltrinelli che lo dice. E dice che i nostri giovani ci abbiamo voglia di diventare grandi. Ma chi me lo fa fare di diventare grande se tu grande vuoi essere giovane? Ricoeur l'ha gridato prima di morire, ha detto questo Ricoeur. Dice: noi tradiamo i nostri giovani, sapete perché? Perché non diciamo loro le cose vere. Se un giovane trova un vecchio di 40, di 50, 60, 70 anni che è giù, che è triste e che vuole essere giovane, ma chi cacchio me lo fa fare a lui di diventare grande? Questo è il testamento di Ricoeur. Ha ragione. Noi che cosa diciamo? Che avere 60-70 anni è una roba. Ricoeur diceva: la nostra vita è come una parabola. I primi 50-60 anni l'età dei progetti, degli ideali, dei propositi, tutto questo. Dai 50-60 in giù la parabola discendente, ma non perché è brutta, gioisci di altre cose. Questo, secondo Ricoeur, è il grande tradimento nostro. Allora il primo errore del modernismo si chiama l'infantilizzazione degli anziani. Il secondo errore, che fra colleghi dovrebbe non farci dormire di notte, per me è il più grave, è l'adultizzazione infantile. Ogni volta che facciamo vivere il bambino delle cose da grandi, quando la Clerici di turno sta scena, che ha un bambino di 8 anni, mi racconti chi è la tua fidanzata e lui fa tutta la parte da grande e noi battiamo le mani. Questa è violenza, se fossimo almeno un po' onesti. Ogni volta che faccio vivere al bambino delle cose da grandi uso violenza nei suoi confronti. Questa società qui ha generato due cose alleviate. I maschi che maturano dopo e le bambine che maturano prima. Due grandi fenomeni abbiamo il fenomeno che la stragrande maggioranza dei vostri ragazzi di 14 anni maschi hanno 14 anni qua, ma ultimamente hanno 8-9 anni quasi sempre, mentre nelle femmine il problema è il contrario. Abbiamo la baby girl che a 9-10 anni, se non è all'altezza, chissà che cosa, guarda caso l'anoressia, che è una malattia tipica femminile, è proprio legata a quello. Questo è un pochino, non dico che è tutto così, ma questo è un po' il rischio. Bene, a questo punto mi sembra che ho buttato lì a grandi linee, sarebbe venuto, ma basta questo come analisi. Facciamo un passo avanti. Ma che facciamo? Qual è la via? Beh, la via è questa. È il rapporto, è la relazione. Il futuro sarà di gente specialista nel rapporto. Tutti gli educatori dovranno essere degli esperti nella relazione, perché è questa, perfino l'apprendimento, la scuola inglese, la Tavistock di Londra ha dimostrato che un bambino, un ragazzo si impegna a scuola per due motivi: perché ha un buon rapporto con i genitori e un buon rapporto con gli insegnanti. Bisogna mettere lì che la verità del futuro sarà la relazione, il rapporto. Ma andiamo con ordine. Prima di vedere come rapportarci con i nostri ragazzi e approfondire il discorso del rapporto, occorre che ci togliamo dalla testa 3 sciocchezze, 3 stupidate che ci hanno messo in testa l'educare del passato, senza colpe, ma ce le abbiamo, e per me sono veleno puro. Vi spiego che cos'è l'operazione che dobbiamo fare in questo momento, è semplicissimo. Noi siamo in questa stanza qui, le sedie sono rosse, la parete è panna, qui è marrone, qui è rosso. Bene, facciamo finta che noi ritorniamo in questa stanza qui a mezzanotte con tutte le luci spente, ok? Le sedie ci sono, quelle non c'è, ma noi vedremo tutto nero. Ecco, se noi non ci togliamo dalla testa 3 filtri per quanto riguarda l'educare,
Noi non entriamo nella fase nuova, in quello che ci è richiesto. Vedete, noi siamo come in un parto. Quando c'è un parto, la donna soffre, le donne del parto, ma dentro c'è la novità. Ecco, noi per poter cogliere la novità dobbiamo togliere quelle cose che ci impediscono di vederla. Adesso faremo un'operazione, ci toglieremo dalla testa 3 sciocchezze che sono veleno puro, che rovinano le relazioni, che rovina la scuola, che rovina la famiglia. Sono i 3 pregiudizi. Vai indietro, perché sono bravo. Vai indietro. Ancora. Stop. Il primo pregiudizio. Pregiudizio vuol dire che impedisce la relazione. Punto. Non c'è il carattere bello e il carattere brutto. Non c'è, non esiste. Non dobbiamo più permetterci di dire la classica frase: tu hai un brutto carattere. È contro il futuro, è contro i nostri figli. Non c'è, non esiste. C'è il nostro carattere, quello dei ragazzi, quello dei nostri figli, che fino a quando non ne siamo padroni ai suoi ecceli, alle sue difficoltà, lo stesso carattere, quando ne divento padrone eccezionale. Vi racconto l'esperienza che ho vissuto. 20 giorni fa ero a Torino, mi ha invitato la RAI a registrare una trasmissione, potete vederla anche voi, però ho già fatto la puntata. Era sull'amicizia, era RAI Group, la RAI pomeriggio per i preadolescenti. Avevo un gruppo di preadolescenti di fronte a me, dagli 8 ai 12 anni, ok? Una ragazzina avrà avuto 10 anni, mi fa una domanda, mi dice: dottor Citi, sono timida, cosa posso fare? Sapete cosa ho risposto? Il tuo carattere è bellissimo. Tu potrai diventare una donna attenta, premurosa, che si prenderà cura dell'altro. Potrai farlo. Come fa? Come fa una bambina timida a diventare una donna attenta, premurosa e si prenderà cura dell'altro? Qui c'è tutto il futuro, c'è tutto l'educare. Ve lo spiego in termini molto semplici, perché la baracca è complicata. Se voi andate in un posto e ci sono 10.000 persone e queste sono su, dopo 3 giorni, signori, ci tiriamo su tutti, ma se queste sono giù, scleriamo tutti. Partendo dagli studi di Lorenz l'abbiamo studiato tutti, o no? Quando ci parla dell'imprinting, fino ad arrivare a tutti gli studi del comportamentismo del contesto. Ce l'hanno fatta capire che se tu vai in un posto e la gente è su, ti tiri su. C'è voluto Lorenz, non era troppo per spiegarci questo, no? Se noi prendessimo un po' gli studi scientifici e li elaboreremmo un po', potremmo arrivare a queste conclusioni. È semplice, o no? Allora, se io dico a un bambino che è cattivo, cresce cattivo. Punto. Pensate allo scempio delle scuole di oggi. È uno scempio! Quante volte vado nelle scuole superiori, ma come si può entrare in una classe con tutto sporco? Anche se lì avessi i professori più bravi sulla faccia della terra, il 30% dell'apprendimento è inficiato. Punto. I miei colleghi lo sanno che il contesto è terapeutico e pedagogico. Guardate che il 90% della comunicazione è il contesto, il setting, vi spiego. Lo sappiamo. Noi siamo in questa sala aperta. Vi spiego che cos'è il contesto, così lo comprendiamo subito. Perché l'educare è quello che ci sta dietro, non quello che faccio direttamente alla parte finale. Ammettiamo che voi prima, già è andata bene, ma prima di entrare qua dentro, le 2 mie colleghe qua, centratine qua, come me, prima di entrare qua dentro vi avessero fatto trovare di fuori. No, bella tavolata con pasticcini, aranciata, Coca-Cola, dai, una roba. E tu prima di entrare prendevi tutti qua. Voi vi sareste seduti. Già più su, non sono capitato. Questo è un imprinting. Se un insegnante di prima elementare non impiega un quarto d'ora a fare l'appello, quella non va bene a nessuno. Vi farò vedere che l'imprinting la si può applicare a tutti. C'è una scuola di rapporto che bisognerà far diventare. Il mio sogno è che noi facciamo delle università popolari educative dove si insegna il rapporto con tutti gli studi, non così. Perché una maestra che impiega un quarto d'ora a fare l'appello e il bambino si sente motivato, rende subito di più, sapete, vale anche per noi. Se siamo motivati siamo disposti a fare un sacco di robe. Se siamo demotivati rendiamo molto bene. Qui ci sarebbero tutti gli studi di Maslow su tutta la motivazione che non c'ho tempo. Secondo pregiudizio è sull'educazione, ma la vogliamo dire a tutti che nell'educazione e nel rapporto non capiterà mai una volta in cui uno ha ragione e l'altro torto. Mai. Noi lo sappiamo con i miei colleghi, quando un bambino in 3 anni si
ha, sì, io non lo conosco, dico che capriccioso, testardo, pure e tutto il resto. Se lo conosco, quel bambino lì che cosa sta? Si sta ponendo la mano, sta dicendo, noi lo sappiamo tutti. Ma vogliamo dire queste robe qua un po' a tutti? Vogliamo fare come il pellicano che prende in mano la gente e li aiuta? Non che si mette a criticare, noi l'unica cosa che siamo capaci di fare quando c'è un problema critichiamo. Io non mi vergogno di dire questo. Non mi vergogno per nessuna parte, io sono un credente. Dove c'è un problema, l'essere in cui credo mi ha insegnato che mi devo mettere dentro e dare luce scientifica, non così, non la paga sulle spalle, scopare, dare luce scientifica e attingere alla scienza, perché la scienza è importantissima, guai se la conosciamo, bisogna conoscere, e tutti gli studi scientifici ce lo dicono, l'imprinting, il setting, il contesto, che questo mantiene anche la motivazione. Vedi, nella relazione mai una volta in cui uno ragiona l'altro torto, mai, nella relazione tutte e due abbiamo ragione. Ma voi pensate che un ragazzo di seconda media gliene frega tanto che il suo professore di matematica sappia tutta la matematica? Non gliene frega niente se questo non ha un rapporto con lui. Lo sappiamo ormai adesso, no? L'università sta un po' convinta, perché ci siamo stati noi psicologi a farglielo capire, che solo lo fa un professore e lo fa nessuno esame di psicologia evolutiva, se non conosce l'adolescente che lì come fa? Allora abbiamo le scuole oggi, anche queste qua di Imperia, dove va? Ho trovato il bravo, va la fortuna, no? La sfiga o non la sfiga, mi è andata bene questo bravo, siamo ancora ai pionieri che mi è andata bene male. Ma abbiamo un gruppo di docenti i quali sono esperti di relazione, esperti di psicologia evolutiva, conoscono le ragazze, allora sì, ci vorranno 50 anni, ma cominciamo a metterlo, anche nelle carriere universitarie. Qui apriremo tutto il fronte dell'educare, perché l'educare non è solo il rapportino lì, è anche creare dei sistemi diversi. L'ultimo è sull'amore, non c'ho tempo, sull'amore non c'ho tempo. Non c'ho tempo sull'amore, perché è troppo la campione solo. 20 minuti, non ce la faccio. Vai avanti, non c'ho tempo. Allora, i figli, avanti. Vai avanti. No! Stop, eccoli. A questo punto che ci siamo tolti 2 dei 3 pregiudizi, l'amore non c'è tempo. Andiamo a vedere che cos'è, come funzionano i nostri figli. Adesso mi soffermerò un po' con i miei colleghi che hanno a che fare con ragazzi in disagio e tutto questo. E solo uno sguardo panoramico, perché voi me lo insegnate, ognuno un caso a sé, ogni età andrebbe vista, però dato che l'argomento è sull'educare, chiedo scusa se la vedo un po' in generale, poi magari dal dibattito riusciamo ad approfondire qualche caso specifico. I punti di forza dei nostri ragazzi oggi sono virtuali. Signori miei, non abbiamo più un ragazzo che gioca a nascondino, mettetelo bene in testa. Noi abbiamo giocato a nascondino, tu hai giocato a nascondino, e si vede che sei conciato come me. Allora, non c'è più. Sono globali, e qui è bello, ma riusciamo ad avere gli occhi puliti per vedere la potenzialità che c'è dietro lì. Ma scusate, come sarà il mondo del domani? Non me ne frega di che colore siete, ma il mondo del domani sarà globale, la vogliamo capire o no? È un processo inevitabile, non c'è niente da fare, che uno poi è vero, la politica deve governare i flussi, per l'amor del cielo, deve governare l'integrazione, sono d'accordo con voi, quindi quanti entro non è il mio mestiere, però al di là dei colori sappiamo che il mondo va verso una globalizzazione, una mescolanza, e chi è che se la caverà? Chi sarà capace di costruire rapporti con tutti. Il mondo del domani sarà questo, sapete. Perfino sul lavoro, voi me lo insegnate, una ragazza cambierà nelle 7-8 porte di lavoro, sono le proiezioni o no? E chi sarà in gamba? Chi sarà capace di adattarsi a tutti e tutti. E parole come l'amica del cuore, io le brucio, parole come, ci sono delle parole vecchie. Non si può più dire a un ragazzino tu devi avere il tuo amico, tu devi essere capace di costruire amicizia con tutti. C'è un nuovo vocabolario per il futuro, se no, sei lì, fermi. C'hanno un punto di forza i nostri ragazzi, però, che noi non avevamo. Quello che pensano dicono, signori miei, dicono. Noi una volta ci avevamo FIFA a parlare con i nostri vecchi, no? Ora che facciamo miseria, quanto avevamo tenuto dentro. Loro mica te lo mandano dentro, magari sono di bordo, sono maleducati finché vuoi. Però quello che pensano dicono. Questo secondo me è un punto di forza. Non possiamo fare. È meglio uno schietto che ti manda a quel paese, che le mamme sono tutte in crisi, che le mamme sapete che dai 7 anni dovrebbero sparire, ma non c'ho tempo, sono tutte in crisi. Ok, i punti di debolezza. Bene, vogliamo capire tutti i ragazzi che avete voi, tutti quelli che sono nelle cooperative, tutti quelli che seguiamo? Abbiamo una chiave di interpretazione, è facilissimo.
c'è una discrepanza fra il cognitivo e l'emotivo. Se potessimo dire la cifra delle fragilità contemporanee è tutta qui. I nostri ragazzi da un po' di testa ci sono, forse anche più di noi, conoscono più di noi, ma emotivamente sono più immaturi, sanno meno di noi. Voi vedrete che ogni volta che faccio le conferenze il 99% delle domande che mi vengono poste riguardano questo. Salve tutte le mio figlio fa questo, questa è la discrepanza tra il cognitivo e l'emotivo. E la seconda roba è le farò io spiegare i maschi, lo sapete? I maschi. Mi piacerebbe sapere i dati statistici di Imperia, sarebbe interessante. Andare a vedere su 100 adolescenti o giovani in disagio quanti sono i maschi e quanti sono le femmine, sarebbe interessante. A livello nazionale 68% maschi e 32% femmine. Secondo dato interessante, mi piacerebbe dare in mano un foglio di carta a tutti gli insegnanti delle scuole materie. Su una mano che ti insegna le materie elementari minime, su. Bene, cari insegnanti, così lo facciamo in diretta. Se io vi dessi in mano un foglio di carta a voi e vi dicessi, scrivetemi su questo foglio di carta qua quali sono le cose che fate più fatica a scuola con i vostri bambini, ragazzi, allievi, studenti e alunni. Ditemi se sbaglio, voi scrivereste questo, al di là dell'aspetto cognitivo scrivereste ipercinetici, difficoltà di attenzione, difficoltà di concentrazione, fanno fatica a seguire a lungo tempo una roba. Tutte robe che riguardano l'emotivo, l'autocontrollo, lo stare nella realtà. E se poi vi chiedessi di questi qua con i quali fate più fatica, quanti maschi e quante sono le femmine? Secondo voi che percentuale è? Prego, Sulla mano chi ritiene più maschi? Giù? Sì, sulla mano chi ritiene più femmine? 1, 2. Siamo in percentuale. Se vedete, 68, più del doppio. Dopo ci sono delle variabili. Io parlo sempre, dobbiamo fare dei macchini ragionamenti. Secondo, perché? Semplice. Signori, lo sapete già la mia cosa. Nessuno me lo toglierà dalla testa, non dico che è solo questo. Il libro cuore è stato scritto da un maestro maschio. Non ce n'è più uno! Un maschio e una sola donna, la scuola materna di tutte donne, la scuola mentale di tutte donne, la scuola media di tutte donne. Sono convinto che tutte le mamme che sono qua, maestre o non maestre, hanno le loro bambine di 8, 9, 10, 11 anni. Guarda che fra un pochino ti arriva la mestruazione, preparati. Ma i maschi che sono qua, i maschi! Al tuo figlio maschio che l'hai buttato su che arriva l'eiaculazione che balbetti. Non glielo racconti, perché se gli ha detto la mamma dell'eiaculazione, l'anfetamina, le rognate per mascolie. Le catechiste, tutte donne, anche quelle. Ci fosse un catechista, non c'è più ma i catechisti maschi. Solo i preti si salvano, che sono più bocciati degli altri. Io avevo molto l'autismo, si devono svegliare. Allora, è un po', qui è in crisi non solo il maschio, è in crisi tutto ciò che riguarda quello che appartiene al maschio. La norma, la regola, l'etica, l'autonomia, l'autorevolezza, il sacrificio, lo stare a lungo. Bene, a questo punto dobbiamo fare come genitori e operatori un passo avanti. Partiamo da Aristotele. Aristotele diceva che a forza di fare una roba, uno diventa capace di fare quella roba lì, semplicissimo. Bene, parlo ai miei colleghi, i miei colleghi sanno meglio di me che sono due le grandi fasi evolutive di un bambino e di un ragazzo. La prima è fino a 6-7 anni, quando il bambino non è ancora capace di mettersi nella realtà, ancora, Piaget ci ha insegnato, logica egocentrica, vive tutto il mondo che ruota attorno a lui, lo sappiamo, questo non si dice. Per cui lui fino a quell'età lì comunque ha bisogno dell'adulto che gli dice quello che deve fare, ha bisogno della mamma che gli dice fai questo, quell'altro. Dopo i 6-7 anni il bambino, c'è scritto nel libro manuale di pedagogia, è capace di mettersi nei panni dell'altro, tant'è che prima dei 6-7 anni l'educazione, parliamo di educazione, viene chiamata prevenzione e tolleranza. Dopo i 7 anni l'educazione si chiama accordo, come le grandi. Questo passaggio è basilare. Fino ai 6-7, io faccio sempre riferimento al mio collega psicoterapeuta, Claudio Lisè, di Milano, il quale dice la famiglia per lui è come una croce, il palo orizzontale è la madre nutria, la madre sostanza, la madre da sicurezza. La cosa più tremenda che possa capitare a un bambino, un collega lo sanno, è l'abbandono materno. L'adulto ce l'ha dimostrato, l'abbandono materno. Nelle adozioni, negli affidi lo sanno benissimo, nell'adozione, comunque è l'abbandono materno. Il palo verticale è il padre, il quale deve prendere il figlio e strapparlo
per portarla verso le cose alte. Oggi, signori miei, manca questo. Due cose mancano. Il padre autorevole, o c'è il padre padrone ma non c'è più, o il padre maturo, senza qui non è una colpa, è un processo. E non hai più le cose vere. È questa la crisi che stiamo un po' vivendo. Facciamo qualche esempio, ve lo dimostro in termini scientifici, e la scuola è dentro come un impiego. Facciamo un esempio molto semplice. Voglio sapere quanti su una mano gli insegnanti di scuola elementare. Voglio sapere quest'anno come avete fatto a consegnare le pagelle. Le pagelle, primo quadrimestre. A che cosa avete fatto? Avete convocato i genitori? Cosa avete fatto? Genitori, sì. Vengono la mamma e il papà. Questa testa che vaga a non finire. Basta te! Non fatelo mai più, mai più! Maria Montessori, 1953. Noi l'abbiamo messa sotto l'olio. L'anno prossimo che tutti i bambini siano presenti, non si vuole che in tutte le scuole italiane mettiamo l'obbligo e la maestra consegna la scheda al bambino con i genitori presenti. È un'altra cosa, è trattarlo da grande. Se io chiedessi a voi che cosa vogliamo dei nostri ragazzi, che diventino autonomo, no? Autonomo vuol dire io sono pratico, arrivare a 10-11 anni che decido i miei compiti, le mie cose eccetera, ma se tu quando potenzialmente lo sono li tratti come bebè, è così. La consegna del tempo. E anche qui abbiamo una società tutta impostata sul femminile. Non è colpa degli insegnanti, ma non si può fare i consigli di classe alle 4:30 del pomeriggio. Hai tagliato la testa a tutti i maschi, no? Si fanno alle 8:30 di sera. È un'altra cosa, certo che bisogna modificare, ma è la scuola al servizio dell'uomo. Scuola media, su una mano chi ha la scuola media. Bene, voglio sapere se voi avete l'orario di ricevimento parenti, ce l'avete o no? Ecco, l'orario di ricevimento parenti, a parte che al mattino, e poi sai cosa fa? Ti arriva la mamma e il papà, sa, signora, suo figlio non è capace di fare questo, la mamma arriva a casa la prova, questa tetta che vaga! L'orario di ricevimento parenti va completamente cambiato tutto. Lui ci deve essere e si convoca lui con i genitori. Noi non ci rendiamo conto, ma crollando la paura del maschio come c'era una volta, noi non abbiamo più autorevolezza. L'obiettivo è che lui prenda in mano sé. Questa è la via. Ma io vi faccio vedere dove sta. Chi ha bambini di 6-7 anni sulla mano. Beh, tu sei la mia mamma, io sono il tuo bambino, facciamo una scena in diretta, ok? Tu hai già sentito le mie conferenze però? No, prego. Questa è fascista, cioè, facciamo in diretta, poi arrivo alla fine, facciamo in diretta per capire che cos'è educare, perché io sono molto bravo, sapete. Io arrivo a casa dalla scuola, mamma oggi ho preso la nota. Sono il tuo bambino, ti parlo direttamente. Ma è peccato quella fascista. Dai, vai avanti, mamma oggi ho preso la nota. Che cosa è successo? Fino a qua ci siamo. Sai, mamma non è colpa mia, è la maestra che ha sbagliato, doveva dare la nota agli altri bambini, è andata a me. Stop, attenzione, vi faccio vedere cos'è il femminile e il maschile, avete già visto? Io gliel'ho appena spiegato. State più tranquilli, che io prima che lei mi dica qualcosa devo spiegarglielo 10 volte. Se ci fosse un maschio, dico subito ai miei colleghi qual è la differenza tra il maschile e il femminile. C'è un vecchio proverbio arabo che dice che di fronte delle piante l'uomo, il maschio, il ragazzo vede il bosco, vede l'insieme, la donna, la femmina, la ragazza vede i rami e le foglie, la donna è molto più analitica, l'uomo è più idee in generale. Tant'è vero quello che dico, che se qualche volta avete litigato con i vostri partner, mariti, quelli che volete voi, i litigi sono di questo genere. La moglie che dice al marito, tu sei rotto, superficiale, buzzurrone, insensibile, non mi capisci. O il marito che dice alla moglie, ti sei sempre lì a guardare le fisciatine e tutto il resto. Guardate se i partiti non sono quelli che dico io, mentre una volta ritenevamo il maschio rozzo, e dirà questa è la cosa negativa e ha fatto tanto danno, quando si parla male di una donna si dice che parla sempre, è il rischio di oggi. Il rischio di oggi è che noi siamo capaci di costruire 1000 relazioni, ma tutte vuote, senza profondità. Ma andiamo avanti con te. Mamma, ti ripeto, non è colpa mia, sono gli altri bambini che hanno chiacchierato, la maestra doveva dare la nota agli altri e l'ha data a me. E tu hai risposto? No, io ti ho chiesto, tu che cosa hai
T'ho appena detto che la maestra ha sbagliato. Questo è fascista, questo qui è fascista. La maestra ha sbagliato. T'ho appena detto, avete sentito tutti o no? Doveva dare la nota agli altri o la data a me, andiamo avanti. Alla fine ciao, ma che facciamo? Io direi. Dimmi, sono tuo bambino. Se la maestra l'ha data a te, Questo è fascismo puro! Della testa, voi darete la testa a tutti. Anche quando il vostro uomo morirà a 90 anni, gli vuoi dare la testa. Anzi, gli dici come deve entrare alla cassa. Allora, io arrivo a casa. Per la donna è impossibile, la donna deve fare così. Apro la porta, c'è la mia donna, c'è un educatore, vede un qualsiasi, immaginate la scena, sei tutto contento. Buber dice a tutti noi che la prima roba che dobbiamo fare è metterci i pali davanti. Io sono tutto su, mi metto i pali della mia donna, ma Maria che è stanca, potrebbe essere stanca la sera. Allora posso voglio vedere un altro momento. Una delle più grandi fesserie che vi hanno raccontato è che in famiglia bisogna dirsi tutto no, bisogna amarsi. Ci sono delle coppie che parlano la mattina e la sera non c'è nessun rapporto, e ci sono delle coppie dove c'erano dei silenzi pieni profondi. Un'altra stupidata che vi hanno raccontato che i bambini devono dire tutto no, un bambino che dice tutto a casa non va bene, che non ci sia più nessuna donna che pretende che il suo bambino racconti tutto, è fascismo e non va bene. Spieghi tutte le donne che sono qui quando arriva a casa il bambino, come è andata a scuola? Basta! Dai 7 anni considerate i nostri figli come persone non fidate, spiego, ammettiamo che noi tre viviamo insieme e ci vogliamo bene come i bambini. Lei arriva a casa e io le dico, dimmi com'è andata. Lei mi dice, ma oh, se invece le chiedo, faccio vedere che cos'è veramente la scuola. Io le chiedo, se vuoi raccontarmi com'è andata mi farebbe piacere. Lei cosa fa? Mi vuole bene, mi racconta alcune cose. Quello che non mi dice, non è che non me lo dice perché sarà con me, perché le vuol tenere per sé. Oggi andate dagli insegnanti, vi dicono tutti che non c'è più profondità, fanno i temi tutti superficiali, non c'è più profondità alle cose, non ci sono più segreti. Un bambino deve avere i suoi segreti, non che deve spiattellarli tutto. E allora chiudiamo noi lucido, chiudiamo con queste cose qua. Mi piace chiudere, i miei colleghi li conoscono, con il capolavoro dei grandi studiosi motivazionali, Rogers, Maslow, i 5 principi dell'autostima. Per me, che sono un credente, c'è una assonanza fra il Vangelo tradotto in pedagogia e l'umanismo tradotto in pedagogia. Questa assonanza lo troviamo nei 5 principi dell'autostima. Io dico sempre che il mio sogno sarebbe che in tutte le scuole, in tutte le cooperative e in tutte le chiese venissero messi fuori queste 5 frasi che dirò adesso, e direi a tutti, viviamoli. Lentamente noi cambiamo il paradigma dell'educare. Primo principio, prendere atto dei pensieri dell'altro o dei pensieri del bambino. Cosa vuol dire? Quando un bambino sta facendo una cosa, un ragazzo sta facendo una cosa, prima di intervenire mi devo dire perché sta facendo così. Questo spazio, questo metaspazio aiuta, è l'amore, è il tempo che io do. Secondo, costruire situazioni dove l'altro possa trovare successo e non fallimento. In qualsiasi scuola un insegnante deve fare il compito avendo la garanzia matematica dentro di sé che il più bravo della classe sa fare l'esercizio giusto. Questa è l'arte del pedagogo. Il pedagogo è colui che si abbassa al livello del bambino e gli fa fare quello di cui ha bisogno. Si può essere pedagoghi a qualsiasi età, anche a 5 anni. La cosa più scema che abbia mai sentito è che la mamma deve decidere cosa deve mangiare un bambino di 5 anni. Ma siamo fuori di testa! Oh, cos'è? Non si dice a un bambino di 5 anni cosa vuoi mangiare stasera. Chi è il pedagogo? Si abbassa a lui e gli fa fare l'esperienza di scelta. Se conoscessi il bambino, sai caro figlio, questa sera i 2 cibi li sceglie la mamma, ma la scelta la fa lui. Questa sera posso fare la pastina o la pasta asciutta, scegli tu. È un'altra cosa. Vi potrei riempire tutto il pomeriggio di che cosa vuol dire educare l'autonomia sin dalla materna. Addirittura potrei calcolarvi il prodotto interno lordo di una nazione, i soldi. Sono andato in Germania a vedere le scuole materne tedesche.
Ricordatevi che è una nazione che decide, produce. In Italia prima di scegliere in Germania il primo anno i bambini sono tutti insieme, nel secondo anno nell'atrio della scuola materna voi trovate 3 grandi cartelloni, sono i laboratori di quel giorno lì, è il bambino che sceglie, è un'altra cosa. Terzo principio dell'autostima, dare senso e controllo della vita. Quando il bambino arriva a casa non chiediamogli sempre come è andata, contiamogliela su. Io non conosco Imperia, forse voi vi siete salvati. E una volta avevamo la piazza, nella piazza te la raccontavi su, anche se facevamo fatica ce la raccontavamo su, sentivamo l'educare come patrimonio nostro e tutto il resto. Oggi l'abbiamo sostituita con i centri commerciali. Savalè, ma quanto siamo c'è? Bisogna che gli psicologi qua presenti, i pedagogisti, facciano ritornare l'educare come patrimonio della gente. Allora, una roba che devono fare tutti gli psicologi qua, forse lo fate già. Fate il sogno dei psicologi infantili. Noi psicologi infantili abbiamo un sogno, uno! Io non sono nessuno, ma in Italia abbiamo delle donne straordinarie, la Marietta Parsi, l'Olivero Ferrari, la Vicente Fizzi, la Bertone, la Iafrate, la Scamini. Abbiamo un sogno che in tutti i comuni d'Italia, tutti, venga reso obbligatorio che quando una mamma o un papà hanno un bambino piccolo facciano 2 o 3 incontri per sapere come funziona quel bambino lì. Il 90% dei problemi noi li avremo risolti. Prevenzione primaria. Perché le mamme non sanno niente dei bambini. Il bambino è come una pianta, sta venendo giù bene, cresce bene. Oggi si impara tutto, è tutto, a ballare tutto, cacchio, ma sull'educare niente. Va così. Quarto principio, essere degni d'affetto. Semplice. Sapete qual è la cosa più bella che vi possa capitare? Sulla mano che è bambino, c'ha bambini. Signora, lei ce l'ha l'uomo. Ce l'ha l'uomo, sa qual è la cosa più bella che può capitare? Ve lo dico io. Che non si sa mai, magari uno c'ha 2 o 3 cose che c'è. Ammettiamo che oggi non è il suo compleanno, oggi non è il suo onomastico e oggi non è manco il suo anniversario di matrimonio. Lei arriva a casa e stasera il suo uomo le porta un regalo e le dice: ti ho portato questa roba perché ci sei. Perché voi donne, se vi porta un regalo gli dite: cosa hai combinato? No! Fascisti! Perché ci sei. Care donne, non è la cosa più bella, perché questa va a realizzare uno dei bisogni di Maslow, il bisogno di appartenenza. Ma per poter sentire che io appartengo a te è il quarto principio dell'autostima. Ma lo si può fare anche con i bambini. Non mandi mai a letto i suoi figli senza averli salutati mai! Anche se avesse ammazzato una persona! Ci si siede vicino al letto, si dice: guarda, oggi non ne posso più di te, sono stanca morta, non ne posso più. Hai sbagliato qua, o un educatore quando il bambino l'ha fatto il ragazzo l'ha fatto disperare e va via, lo saluti sempre. Allora si siede vicino e dice: guarda, non ne posso più, hai sbagliato qua, sono sicuro che la volta prossima farai meglio. Sapete cosa pensa il bambino? Mica scemo, che nonostante lui sia stato cattivo noi gli vogliamo bene perché c'è, perché esiste. Quinto e ultimo, chiudiamo. L'ultimo, che forse è il segreto di tutti. Se io fossi responsabile di una cooperativa, vi dico come una delle cose che terrei conto per assumere qualcuno è l'ultimo. Mostrare un'immagine di sé positiva. Essere su. Sapete come si fa a capire se uno è credente? Lasciate perdere tutte le cose che vi racconta. Anche se un prete crede, ve lo dico io, c'è un sacco di che non credo. C'è un sistema solo, praticissimo. Se su 30 giorni questo qua 25 sorride, quello è un credente. Perché è su. La domanda è: come si fa oggi a essere su? Care donne, chiudiamo con 2 ricette. Noi psicologi non diamo ricette, ma voi le do. Non possiamo dare ricette noi psicologi, lo sapete. Prima roba, lo sapete già, care donne. Parlo alle donne, non ai maschi, perché i maschi sono cocciati. Una volta alla settimana, care donne, mandate a quel paese tutti e andate a fare qualcosa che vi piaccia. Tutti! Marito, figli, tutti, cari! Qualcosa che purché sia lecito con altri uomini dire di no, ma comunque fate. Secondo, signora, lei ce l'ha l'uomo, sì, quanti figli c'ha? Un figlio, a me si sta qua con un figlio suo. Lei c'ha la faccia da dispari dei 3 su, ascolti bene. Quante volte mi esce la sera da sola con suo marito durante il mese senza figli? Adesso mi ascoltate. Che tutti i servizi sociali presenti a Imperia scrivino questa roba qua fuori il loro servizio sociale. Da quando i bambini hanno un giorno, appena fanno web, fino a quando avranno 30 anni.
3 volte al mese mandate a quel paese i vostri figli, piazzati dalla nonna, dalla babysitter. Poi il papà deve dire al bambino, perché la donna non è capace, voi non siete capaci, deve dire al bambino: io questa sera esco con mia moglie, che il bambino dirà: ho trovato un'altra donna, io la parola mamma la voglio abolita nel 2014, e il bambino ti dirà: voglio dire anch'io, chiedo, ma no, quando diventerai grande avrai la tua fidanzata o il tuo fidanzato uscirà con lei o con lui. I bambini provano 3 cose, chiudiamo la prima: 3 volte al mese potete stare senza genitori, che portate solo autonomia oggi. Secondo, vedi che fra il padre e la madre c'è uno spazio, una tenerezza, una dolcezza, un tempo. Noi stiamo qui a stemperarsi a fare i corsi di educazione alla sessualità, che fa solo ad insegnare di mettere il preservativo ai ragazzini che non sanno mai di loro e non abbiamo più. Beh, lasciamo perdere. Si fa l'educazione sessuale molto di più, un bambino impara molto di più lì che non tutto le varie 15 anni. Perché un bambino maschio che è cotto dalla sua mamma, che vede che il suo papà gliela strappa e la sua mamma si fa fighettina tosta perché si veste bene per uscire con lui, allora io da grande voglio avere anch'io così, mi identifico col padre. No, è una roba molto semplice, sapete, banale. Non è queste robe qua. E soprattutto, chiudiamo, il bambino prova la terza cosa che Marcello Bernardi, il più grande pediatra che abbiamo avuto in Italia, diceva sempre, sono parole sue, non mie. Bernardi diceva: il bambino in questa circostanza prova la cosa più grande che un essere umano possa provare sulla faccia della terra, cioè il bambino inconsciamente sente che è nato da quell'amore lì. E quando un bambino sente che è nato dall'amore